I giorni del dolore. Ad Arzignano si celebra il ricordo di Giulio e Mattia, i due sedicenni che la sera di Ferragosto hanno perso la vita in moto nello schianto con l'auto guidata da un cinquantenne. E mentre la procura avrebbe aperto un'inchiesta per duplice omicidio stradale e l'indagato sarebbe ai domiciliari, i familiari dei due ragazzi, gli amici, i compagni di scuola, i conoscenti, preferiscono il silenzio, il raccoglimento, la preghiera. Il rosario congiunto per Giulio e Mattia ieri sera è stato molto partecipato nella chiesa di Villaggio Giardino e domani si celebreranno i funerali di Mattia Kardashian nel Duomo di Ognissanti ad Arzignano. Gli daremo l'ultimo saluto nel Duomo Ognissanti di Arzignano, città nella quale si svolgeva la maggior parte della sua vita sociale, familiare, anche se da quasi 2 anni era residente a Montorso Vicentino. Per questo motivo tutta la nostra comunità si stringerà al dolore dei familiari, degli amici e dei conoscenti di Mattia. Oggi sui social un post della città di Arzignano riferisce che le famiglie di Mattia e Giulio avrebbero chiesto a una settimana dalla scomparsa dei due giovani che i cittadini illuminino le loro case con una candela accesa alla finestra alle 21:40. Un piccolo segno che insieme diventa abbraccio per ricordarli, per non lasciar sole le famiglie in questo momento difficile. Dato domani l'ultimo saluto a Mattia, toccherà poi a Giulio Pizzolato, i cui funerali sono fissati per lunedì alle 9:30 del mattino nella chiesa di Villaggio Giardino ad Arzignano. Martedì invece dovrebbe essere conferito l'incarico a un consulente per ricostruire l'esatta dinamica del disgraziato incidente stradale che ha infranto il futuro dei due amici ed innanzitutto potrebbero essere analizzate l'auto e la moto poste sotto sequestro dopo lo schianto. Questo dramma rimarrà nella memoria di ognuno di noi perché ci dovrà ricordare sempre, in ogni momento, quanto sia importante tenere dei comportamenti responsabili nella società, nella comunità in cui viviamo e soprattutto sulla strada.